Matjasic vende la pallacanestro Trieste a un fondo americano e si dimette da presidente. Salva la A1. A guidare la società biancorossa sarà Connor Barwin, già nel board del Cotogna Group. Trattativa avviata da tempo. A Trieste quasi 10 migranti al giorno in arrivo dalla rotta balcanica. L'impennata registrata negli ultimi 5 mesi, così dal report presentato dalle associazioni di accoglienza. Era atteso in udienza e si è presentato al Tribunale di Trieste con un lungo coltello. Triestino di 32 anni con precedenti di polizia e agli arresti domiciliari, denunciato dai carabinieri. Nuovi sviluppi dalle indagini sul tragico incidente costato la vita ai 2 giovani motociclisti lungo la strada del Vallone a fine maggio. Spunta l'ipotesi dei fari spenti. Riforma dei porti del governo, arriva la bocciatura totale da parte della CGIL, sottrae risorse alle autorità portuali e non tiene conto dei problemi dei lavoratori. La Regione mette in campo oltre 45 milioni per sostenere il diritto universitario in tema di borse di studio, contributi per gli alloggi e i servizi. Quest'anno potranno beneficiarne anche gli studenti degli ITS. Gli Stati Generali dei Servizi Sociali Comunali hanno aperto l'edizione 2026 di Insieme, il progetto del Comune di Trieste dedicato alla rete del sociale, con un appuntamento dedicato alle persone anziane. Buonasera telespettatori, lo avete sentito dai titoli, così apriamo il notiziario di Tele4. Paul Matjasic vende la pallacanestro Trieste a un fondo americano e si dimette dal ruolo di presidente. Salva la A1. A guidare la società biancorossa sarà Connor Barwin, già nel board del Cotogna Group. La trattativa già avviata da tempo. La pallacanestro Trieste è salva e giocherà in A1, scongiurato definitivamente il pericolo del trasferimento del titolo sportivo. È la notizia migliore che ci si poteva aspettare, per i tifosi, per la città, per tutto il movimento cestistico. Paul Matjasic ha venduto il 99% delle quote a un fondo americano e si è dimesso da presidente del club. L'avvocato di San Francisco ha acquistato il titolo sportivo di Brescia e si trasferirà a Roma. Il mio viaggio con la pallacanestro Trieste, ha dichiarato Matjasic con un comunicato, è giunto al termine dopo aver completato tutte le operazioni necessarie per garantire continuità al club. Tutto questo è stato fatto per una ragione precisa: il mio amore per Trieste e per la sua gente. Gli ultimi mesi sono stati molto complessi per quanto riguarda i rapporti con la città. La mia comunicazione riservata è stata fondamentale per garantire l'integrità competitiva della Lega e per realizzare il cambio di proprietà. Uno scenario senza la storica pallacanestro Trieste, conclude la nota, non è mai stato un'opzione. A capo del fondo americano c'è Connor Barwin, ex campione di football nell'NFL, già presente nel board del Cotogna Group, che rilevò la pallacanestro Trieste nel 2022. Sarà il nuovo presidente del club biancorosso. Barwin, peraltro, era al Palarubini proprio nel corso della serie di playoff contro Brescia, seduto a bordo campo assieme al padre e al figlio e a fianco dello stesso Paul Matjasic. All'epoca si parlò di un viaggio programmato da tempo, invece ora risulta evidente che la trattativa fosse già stata avviata. Resta solo da capire quale sarà il budget a disposizione del general manager Mike Arcieri per allestire la squadra in vista della prossima stagione. 8 migranti al giorno in media in arrivo a Trieste nei primi 5 mesi di quest'anno, numeri in aumento rispetto all'anno scorso, i dati presentati dalle associazioni che si occupano di accoglienza a Trieste. Dobbiamo registrare una pessima gestione istituzionale che sembra non cambiare mai, a fronte di un aumento netto degli arrivi. Nonostante i controlli rafforzati ai confini, nell'ultimo anno gli arrivi dei richiedenti asilo a Trieste attraverso la rotta balcanica sono aumentati, così dal report presentato dalle associazioni che si occupano di accoglienza nel capoluogo della regione. Tale aumento però non si traduce in una maggiore presenza di cittadini stranieri sul territorio, sono molti coloro che non rimangono a Trieste. Quello che vediamo ad esempio è che rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo di tempo considerato, cioè i primi 5 mesi da gennaio a maggio, c'è stato un aumento del totale del numero degli arrivi del 46%, ma attenzione, il dato che è interessante per la nostra città e per le responsabilità anche istituzionali che ha la nostra città è che invece soltanto il 28% delle persone ha espresso l'intenzione di rimanere a Trieste, contro un 51% dell'anno scorso nello stesso periodo di tempo considerato. I controlli alla frontiera non sono dei motivi che spingono le persone a
non migrare più, a non spostarsi più. Le cause sono ben più profonde, ben più strutturali, l'abbiamo detto più volte. Se parliamo di Trieste, sono circa 1200 persone nell'arco di questi 5 mesi, quindi 240 persone al mese, quindi 8 persone al giorno. Una questione più che gestibile, sottolineano le associazioni, che quindi non giustificherebbe le lunghe code di migranti fuori dalla questura in attesa di veder regolata la propria posizione. Viene dunque denunciata una mala gestione da parte di chi dovrebbe tutelare i richiedenti asilo e i minori stranieri non accompagnati. Le prassi legittime presso la questura continuano, magari cambiano, ma sono sempre estremamente problematiche. Abbiamo tempi di attesa di settimane per accedere alla procedura, nel frattempo le persone sono abbandonate in strada. I minori si fermano, sono in transito, che sono una categoria che andrebbe comunque tutelata in qualsiasi momento del passaggio del percorso migratorio, invece vediamo come sempre meno minori si fermano qui. Questo a causa anche di un atteggiamento che abbiamo monitorato molto esplicito da parte della questura, che punta a scoraggiare le persone a fare domande d'asilo qua, compresi i minori. Un triestino di 32 anni con precedenti di polizia e agli arresti domiciliari è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo d'arma. È entrato in tribunale nascondendo un coltello. È entrato in tribunale con un coltello nascosto nel marsupio. L'uomo però è stato individuato e disarmato. È successo nella tarda mattinata di ieri, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. Non era ancora mezzogiorno quando un triestino di 32 anni, con precedenti di polizia e agli arresti domiciliari, si è presentato all'ingresso principale del Palazzo di Giustizia perché atteso a un'udienza. Come da rito ha dovuto mettere gli effetti personali sul rullo che fa passare gli oggetti sotto lo scanner e poi attraversare il metal detector. Appena passato, gli addetti alla vigilanza non hanno potuto non notare l'elemento sospetto e infatti dentro al marsupio il 32enne custodiva un coltello a lama lunga. Subito sono stati allertati i carabinieri, quelli già in servizio in procura. I militari dell'Arma hanno individuato il giovane e sequestrato il coltello. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di via Ermet che ha portato il 32enne in caserma. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo d'arma. Nuove ipotesi emergono dalle indagini sul tragico incidente costato la vita a 2 giovani motociclisti lungo la strada del Vallone a fine maggio. Il tragico frontale lungo il Vallone tra le moto di Jan Bensa e Lorenzo Valentini, costato la vita a entrambi i giovani, potrebbe aver avuto origine dal fatto che uno dei 2 mezzi procedeva a luci spente. Sarebbe questa la nuova ipotesi sul tavolo degli inquirenti che stanno indagando sull'incidente stradale accaduto all'altezza dell'abitato di Gabria ormai quasi un mese fa, secondo quanto riporta Il Piccolo, che ipotizza l'assenza di luci accese sulla moto del 24enne di Doberdo del Lago Jan Bensa al momento dello schianto. Per verificare questo elemento gli investigatori starebbero analizzando sia ciò che rimane dei mezzi incidentati sia le immagini riprese dalle telecamere poste prima del rettilineo davanti all'ex albergo da Tommaso in cui le 2 moto sono entrate in collisione. Sul motivo delle luci spente si batte ogni pista, compresa quella del guasto improvviso. Indagini che si sono rivelate complesse fin dal primo momento, gravate dall'assenza di testimoni diretti del tragico incidente che ha profondamente segnato l'intera comunità isontina. La CGIL critica aspramente la nuova riforma dei porti varata dal governo e parla di penalizzazione per il sistema triestino perché accentra le decisioni a Roma, riduce l'autonomia locale e rischia di sottrarre risorse all'autorità di sistema portuale. Vediamo il servizio. Coincidono innanzitutto i giudizi che vengono espressi a livello nazionale con quelli che esprimiamo sul territorio, perché poi questa riforma ha delle ricadute immediate sul territorio. Riforma dei porti bocciata dalla CGIL regionale di Trieste, anche con la sigla di categoria FILT. La preoccupazione del sindacato è che si tratti di un depotenziamento dell'autonomia e della capacità di investimenti delle autorità portuali, il tutto senza che siano affrontati i problemi del personale che risulterebbe penalizzato. Per questo CGIL chiede al governo una revisione della riforma che avrebbe un impatto pesante sugli scali regionali, riservandosi in caso di risposta contraria la possibilità di scendere in piazza. Prevede la costituzione di un'azienda, un SPA, con capitale pubblico,
sul quale noi abbiamo dubbi sulla sostenibilità, ovviamente, perché fa già parte del bilancio consolidato dello Stato. È una riforma che drena risorse sia in termini economici che in termini di personale all'autorità portuale, sulla quale siamo assolutamente in disaccordo per ragioni pratiche. Noi siamo in un sistema socioculturale consolidato di una gestione dei porti attraverso l'autorità di sistema portuale che garantisce lo sviluppo sul territorio in una fase particolarmente complicata di modifica degli assetti geopolitici. E per quanto riguarda i lavoratori dei nostri porti, la sigla Filta ha affrontato i temi del mancato riconoscimento tra i lavori usuranti e del finanziamento del fondo di incentivazione all'esodo. Abbiamo un contratto nazionale, nel 2022 abbiamo firmato per avere un fondo di incentivazione all'esodo che avrebbe aiutato sia i lavoratori sia le aziende per fare rinnovare tutto quello che è la forza lavoro e la situazione dei nostri porti. A questi lavoratori non viene riconosciuto nemmeno il lavoro usurante. È preoccupante, è inaccettabile immaginare di fare una riforma dei porti e non immaginare che questo, che può sembrare un argomento collaterale, il colmo di tutto è che quando arriva un decreto sul caldo e si immagina tutta una serie di mansioni da tutelare per eccesso di caldo e si dimentica il lavoro portuale. Ferma presa di posizione da parte del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga per quel che concerne le cosiddette dipendenze digitali. Intervenendo quale Presidente della Conferenza delle Regioni alla presentazione della relazione annuale sulle dipendenze nel nostro Paese, Fedriga si è detto favorevole al divieto per i minori di 14 anni di utilizzare lo smartphone. Vi proponiamo ora alcuni momenti, quelli più significativi dell'intervento del Presidente. Avete visto prima i numeri per quanto riguarda le dipendenze digitali. Personalmente mi preoccupano molto, se mi permetti, Alfredo, è una mia visione personale, non da qualità di Presidente della Regione, però penso che in questo momento alle famiglie italiane sarà dare un messaggio forte, perché non ci si rende conto con tutto l'amore che si prova per i propri figli, però del rischio delle dipendenze digitali. Io non penso che i divieti siano la soluzione, ma penso però che possono essere uno strumento comunicativo importante, soprattutto in un momento iniziale in cui si affronta il tema. Se me lo chiedi, io sono favorevole al divieto per gli smartphone per chi ha meno di 14 anni e non dei social. Perché lo smartphone influisce non soltanto sull'attività dei social, ma sul gaming. Voi pensate che la dipendenza da gaming sia per chi si mette davanti alla PlayStation, qualcuno sì è. Però è tantissimo perché si utilizza lo smartphone che è disponibile al bambino dappertutto, in qualsiasi luogo, 24 ore al giorno. Ho la piena consapevolezza che non è che diciamo vietiamo gli smartphone ai meno di 14 anni, chi ha meno di 14 anni non vedrà mai più uno smartphone, perché può andare a casa d'altro, però lanciare un messaggio forte alle famiglie sulla pericolarità di uno strumento molto potente, su cui ancora non ha la capacità di utilizzarlo, dal mio punto di vista è importante. Presa di posizione del sottosegretario all'economia e segretario regionale di Forza Italia Sandra Savino in merito a un possibile coinvolgimento della Regione nello sviluppo ulteriore della centrale di Krsko. Affrontiamo la questione senza pregiudizi, scrive Savino in una nota. Il tema sollevato dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti merita approfondimento. Avviare una interlocuzione con la Slovenia per valutare un possibile coinvolgimento del sistema regionale nello sviluppo della centrale di Krsko, anche in chiave di approvvigionamento energetico stabile a costi sostenibili, è spunto concreto in un ragionamento più ampio sulla sicurezza energetica del Friuli Venezia Giulia e del Nord-Est. È una questione che non può essere affrontata con slogan o pregiudizi ideologici, ma richiede un'analisi seria, tecnica e politica. Lo scrive in una nota il sottosegretario all'economia e segretario di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia Sandra Savino, in merito al possibile coinvolgimento della Regione. Savino osserva che il Friuli Venezia Giulia vive da decenni accanto a una realtà nucleare a pochi chilometri dai propri confini e che il nucleare può rientrare in una riflessione pragmatica su sicurezza degli approvvigionamenti, sostenibilità dei costi e competitività del sistema produttivo.
In regione, una delle aree industriali più importanti del paese, costo dell'energia, continuità delle forniture, possibilità di programmare nel lungo periodo, scrive ancora Savino, non sono questioni astratte, ma condizioni essenziali per difendere lavoro, investimenti e competitività. Quindi il Friuli Venezia Giulia può diventare una piattaforma avanzata di sicurezza energetica, cooperazione industriale ed integrazione europea. Il rapporto con la Slovenia, conclude Savino, e con l'area centro-orientale non va letto soltanto in chiave di confine, ma come leva strategica per rafforzare il ruolo della regione nelle grandi reti energetiche, logistiche e produttive del continente. Ammonta circa 2 milioni di euro l'avanzo di bilancio del comune di Mugge e oggi il sindaco Polidori ha illustrato come verrà impiegata questa somma. Ammonta a 2 milioni di euro la cifra che il comune di Muggia ha propria a disposizione a seguito dell'avanzo di bilancio e che l'amministrazione Polidori impiegherà secondo quanto illustrato stamani durante una conferenza stampa. È una mano al territorio, ma per quanto riguarda la manutenzione e la messa in sicurezza e quindi tutta la parte che magari si vede di meno in certi casi, ma che comunque dà risalto e darà ancora più sicurezza a tutta la cittadina. Questa, spiega il sindaco, la ratio nella distribuzione dei fondi, la parte più consistente dei quali sarà destinata ad interventi su strade e viabilità, 400.000 euro. Nello stesso filone vanno anche il termine di opere come la rotatoria dell'Ospo, con una scritta veramente finalmente di benvenuto, diciamo così, generico. Dopo vedrete quale sarà il progetto, ma che sarà molto bello per quanto riguarda appunto l'accoglienza ovviamente che la cittadina dovrà offrire sia ai turisti ma anche ai cittadini di Muggia, e altre rotatorie importanti sul territorio dove sono state anche interessate delle grosse aziende proprio per compartecipare al nostro investimento. Per gli impianti sportivi, che riguardano soprattutto lo stadio Zaccaria e il Palasport di Aquiligna, saranno impiegati 316.000 euro, laddove una posta è conseguenza diretta dei lavori sul torrente Fugnana. 90.000 euro di progettazione per quanto riguarda tutta la riqualificazione urbana e l'arredo urbano della zona che in questo momento è interessata dai lavori del Fugnan, da Largo Caduti fino a Piazza Repubblica. Gli interventi però riguardano anche la cultura, al Teatro Verdi, al Museo Carà, ma non solo. C'è un calcolo di una statua di Negresì, un calcolo in gesso, che è messo lì, anche buttato là quasi con rischi di compromissione appunto di quell'opera, e abbiamo stanziato 35.000 euro per farne un calcolo in bronzo proprio da mettere in bella mostra davanti al sagrato della chiesa di San Francesco. Ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, ma torniamo fra poco. State con noi. È stato approvato il bilancio consuntivo di Autostrade Alto Adriatico, plauso dell'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. La controllata è una riprova dell'efficacia dell'autonomia regionale. I dettagli nel servizio. Utili pari a 38 milioni di euro, fatturato pari a 236 milioni. Autostrade Alto Adriatico ha approvato il bilancio consuntivo durante l'assemblea dei soci, presenti il consiglio di amministrazione presieduto da Marco Monaco e l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Zilli, discorrendo a margine con la stampa, ha evidenziato un dato a suo dire fondamentale, percepito fra l'altro da tutti. Nonostante gli investimenti importanti, infatti Autostrade Alto Adriatico non è intervenuta sui pedaggi. Continua ad essere appunto sfidante rispetto ai pedaggi che rimangono invariati fino al 2029, e questo è un risultato assolutamente riconducibile al Presidente del Consiglio di amministrazione, a tutti i componenti e alle maestranze, cui va il ringraziamento dell'amministrazione regionale. Tra l'altro, ha sottolineato l'assessore, le ricadute sul territorio dell'impegno della controllata sono una riprova ulteriore dell'efficacia dell'autonomia regionale e in tal senso, operando bene, mettendo in campo le competenze tecniche e le capacità di gestire ingenti risorse economiche, Autostrade Alto Adriatico guarda con la serenità necessaria ai prossimi impegni economici che Zilli sottolinea non sono da poco. Abbiamo investimenti per 1 miliardo di euro nei prossimi 5 anni, un valore assoluto per questa realtà che continua ad essere una realtà pubblica per la gestione della nostra rete autostradale, con un impegno finanziario e di competenze importante che però sta dando dei risultati molto buoni sul territorio, quindi come un esempio di autonomia, un esempio anche di servizio ai cittadini. In definitiva, dunque, la solidità finanziaria e le potenzialità della società confermano Autostrade Alto Adriatico quale eccellenza strategica per la regione.
Una notizia prima di mostrare il prossimo servizio: ha preso il via sul lungomare di Muggia il servizio di vigilanza mediante steward in vigore nella stagione estiva fino al 31 agosto nelle aree di Acquario, Molo T e lungomare Venezia, con particolare riguardo alla zona antistante le Zattere. Il servizio, spiega il comune di Muggia, è affidato al Global Investigation Service e prevede il controllo del territorio con contatto immediato con le forze dell'ordine qualora si rendesse necessario un loro intervento. Gli operatori indossano una divisa e sono muniti di tesserino di riconoscimento. Saranno operativi anche nelle ore serali e notturne. Il sindaco Polidori ha incontrato gli steward in municipio per condividere con loro gli obiettivi dell'amministrazione orientati verso la prevenzione di particolari comportamenti quali schiamazzi, disturbi e eccessi che si stavano manifestando in questo inizio di stagione, soprattutto da parte di gruppi anche numerosi di ragazzi. Secondo Polidori il potere di deterrenza di questi professionisti è indispensabile per dare un segnale forte di presenza dei controlli, perché il lungomare è e deve essere di tutti e nessuno escluso, quindi bisogna rispettare le regole di pacifica convivenza. Questa è la decisione presa anche quest'anno dal comune di Muggia. Tornano gli steward. La regione invece mette in campo oltre 45 milioni per sostenere il diritto universitario in tema di borse di studio, contributi per alloggi e servizi. Quest'anno potranno beneficiarne in modo strutturale anche gli studenti degli ITS. Da ieri sono online i bandi per l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario, borse di studio e alloggi fondamentalmente, oltre a tutti gli altri interventi che vengono messi in campo, che si apriranno dal 15 luglio. Destinatari sono gli studenti universitari e in maniera strutturata da quest'anno gli studenti del sistema ITS. Ammontano oltre 45 milioni di euro le risorse stanziate dalla Regione per sostenere il diritto allo studio universitario. Su molti capitoli il finanziamento è addirittura raddoppiato negli ultimi anni, così come si è ampliata la platea dei beneficiari, comprendendo anche gli studenti degli ITS, per i quali esce un bando dedicato. Sono 45 milioni di euro con i quali vengono garantite borse di studio, una platea sempre più ampia di beneficiari e posti alloggio che riescono a coprire un'alta percentuale degli studenti frequentanti il nostro sistema universitario, a fronte di un aumento dei numeri dei posti letto e di un aumento delle risorse che vengono erogate a supporto dell'affitto di un alloggio. È bene dunque consultare il sito per le singole scadenze dei bandi ai quali si può fare richiesta a partire dal 15 luglio. Si parla di borse di studio per le quali quest'anno sono stati investiti 37 milioni, ma anche di servizi e contributi per gli alloggi, il tutto coordinato da Regione e Ardis. Per gli studenti con disabilità è prevista una maggiorazione di circa il 30% degli aiuti. L'inserimento degli studenti ITS per noi è stato fondamentale, credo siamo la prima regione a farlo in maniera strutturata per garantire che l'alta formazione del post diploma risponda alle esigenze anche di questa nuova forma di alta formazione e di alta istruzione che sta prendendo piede in maniera importante anche sul nostro territorio regionale. Nuove misure di welfare per il personale del sistema sanitario. Le politiche sul capitale umano rappresentano una priorità strategica per il sistema sanitario regionale. Con questi accordi, che coinvolgono comparto e dirigenza per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro all'anno e una copertura triennale, investiamo non solo sul personale infermieristico, ma anche su operatori sociosanitari, amministrativi, tecnici e professionisti delle diverse aree di sistema. Così Riccardo Riccardi, l'assessore regionale alla salute, alla presentazione delle nuove misure di welfare per il personale. Si stanno concretizzando puntualmente tutti gli interventi legati alle politiche di incentivazione, welfare e attrazione del capitale umano avviate lo scorso anno e rafforzate nel 2026 con altre risorse, ha evidenziato l'assessore, ricordando che le aziende sanitarie universitarie Friuli Centrale e Giuliano Isontina hanno già perfezionato gli accordi con le organizzazioni sindacali, mentre l'azienda sanitaria Friuli Occidentale, il CRO di Aviano e il Burlo Garofalo completeranno il percorso nelle prossime settimane. Gli Stati Generali dei Servizi Sociali Comunali invece hanno aperto di fatto l'edizione 2026 di Insieme, il progetto del Comune di Trieste dedicato alla rete sociale con un appuntamento per le persone anziane. Da noi intervistato l'assessore Tognoli si è tolto subito un sassolino dalla scarpa. Sentiamo il servizio.
Noi accogliamo qualsiasi rilievo, perché qualsiasi rilievo, veramente qualsiasi, può portare un contributo a tutti noi, davvero qualsiasi rilievo. L'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli respinge così al mittente, nella fattispecie il consigliere comunale PD Rossana Pucci, le accuse di concentrarsi troppo sugli eventi che compongono il progetto Insieme. Insieme che oggi ha visto il primo degli appuntamenti attorno ai quali è strutturata l'edizione 2026-2027, ovvero gli stati generali dei servizi sociali del Comune di Trieste, un evento cui hanno preso parte tutte le realtà che a vario titolo compongono la rete sociale cittadina e che si è focalizzato su un tema che sembra specifico, ma che in realtà è piuttosto onnicomprensivo: la forza delle generazioni, insieme per la longevità attiva. Il tema anche delle persone anziane riguarda in realtà tutte le generazioni e siamo davvero forti se tutti insieme concorriamo a risolvere o a provare a risolvere quelli che sono i temi delle singole generazioni. Uniti insieme siamo una forza. Se parliamo di generazioni che si incontrano, occorre davvero investire anche sul volontariato dei giovani e dunque in un'alternanza scuola-volontariato che alcune scuole recepiscono anche come davvero una risorsa, altre fanno un po' più fatica. Un tema dunque sfaccettato che incrocia progetti, realtà, inclusione e welfare. La riforma della disabilità ci ha permesso di essere il motore centrale del riconoscimento dell'invalidità civile, quindi a maggior ragione abbiamo garantito, pur nelle differenze di ruoli e competenze, un percorso di autonomia, un percorso di inclusività e un percorso di prossimità per i soggetti fragili. Fra gli interventi, quello del professor Guido Sanguinetti, incentrato sull'intelligenza artificiale, declinata, come accade da tempo, quale strumento per l'assistenza agli anziani. Adesso ci sono delle opportunità maggiori, nel senso di poter creare delle interfacce molto più usabili e fruibili, per esempio nei rapporti con la pubblica amministrazione, con le banche, eccetera, che mettono spesso in difficoltà gli anziani, in quanto la pubblica amministrazione e le banche vanno avanti con la digitalizzazione, come è giusto che sia, però lasciano indietro delle persone. È tutto da questa edizione del notiziario di Tele4, vi ringrazio per averci seguito, appuntamento con le notizie domattina dalle 7, vi auguro una buona serata.